Cari amici, ben ritrovati, eventi al territorio, siamo qui a Quero, 17ª edizione di Carnevalando, una festa che riunisce due proloco, quella di Segosino e quella appunto di Quero. Abbiamo ai nostri microfoni la signora Canzi Gigliola e a tal proposito, a nome della proloco di Quero di Segosino, noi ti ringraziamo perché veramente la vostra associazione Lauser dimostra e dà coraggio a tutti i giovani che vogliono avvicinarsi a questo volontariato. Cosa vi spinge ad aiutare le altre persone e specialmente qui a Quero? Noi siamo felici di poter aiutare tutte le altre associazioni che ci sono nel territorio e sono tante. Noi come Auser siamo un 350 soci e ci dedichiamo al volontariato, alla solidarietà e perciò cerchiamo di coinvolgere anche le altre persone, di dare il nostro contributo, dato che poi siamo persone quasi tutte pensionate, abbiamo più tempo da dedicare agli altri, da dedicare ai nipoti. Un cappellino colorato, segno che sapete anche prendervi in giro e far festa. Tra poco qui arriveranno tantissimi ragazzi con tanta voglia di gioire, voi state preparando frittelle, crostoli e quant'altro. È una cosa che riempie il cuore, insomma, vedere tutti questi giovani che si aggregano in un paese che ha bisogno, quasi tutti i paesi ormai hanno bisogno di punti di aggregazione per questi giovani. I ragazzi sono il nostro futuro, noi dobbiamo aiutarli, dobbiamo stargli vicino e cercare di farli crescere bene e invecchiare bene noi. E quindi noi vi ringraziamo di nuovo perché date veramente una mano alla proloco di Quero nella figura di Teresa Gallina, la Presidente, e al proloco di Segosino, che sempre vi ringraziano dell'aiuto che date. Noi invece seguiremo la sfilata, fra poco vedrete le immagini, alcune le avete già viste in sovraimpressione, noi continuiamo a divertirci, lasciamo la Vicepresidente dell'Auser continuare a fare il suo lavoro di volontariato sempre grato. Io ti raggiungo dopo a mangiare una frittella perché mi hanno detto che sono buone. Va bene. E auguriamo a tutti un buon carnevale. Viva il carnevale! Carico di elettricità, questa notte suonerà. Anche voi giovani vi siete uniti a tutte le associazioni qua di Quero per promuovere un carnevale, avvicinare i giovani alle feste e alla promozione del territorio. Sì, proprio così, ci hanno voluto oggi per suonare il pomeriggio, riempire il pomeriggio insieme ai cari mascherati e siamo molto orgogliosi e felici di portare un po' di allegria ai cartoni animati in questo pomeriggio. E vorrei scoprirlo assieme a te. In questa strada che comparte insieme a noi. Giornata.